ricominciamo. Mamma mia. Allora, amici bellini, buongiorno, buonasera, come capita, insomma, poi dipende pure da quando ve lo vedete, perché io posso anche postarlo di sera e voi ve lo vedete il giorno dopo. È giusto che sia così, e quindi benvenuto Mino D'Andrea, ovunque tu sia, grazie per la tua presenza, come ringrazio tutti i nuovi iscritti e quelli che lasciano i like, perché i like aiutano. Io mi permetto di lasciare la classifica finché non cambia, poi quando cambia la aggiorniamo. È bel vedere. E sento parlare molto di Champions. Ovviamente dobbiamo ci interessa, perché è chiaro che ci interessa. Ieri Milan l'ha svangata con carattere più che tecnica e personalità. Non è stata una partita bellissima. Cercavo di tenere un occhio anche a Paris Saint-Germain col Bayern, che però ha fatto un sobboccone. Però quando entra Mbappé, bisogna dirlo, che cambia la storia. Però Paris Saint-Germain perde e il Tottenham perde, quindi noi le teniamo d'occhio così. Però a me interessa, è importante stabilire che è chiaro, la febbre Champions, adesso sono uscite anche le notizie sui biglietti e ne parliamo, con un Brabham tattico parliamone, anche dei biglietti, perché ci sono state delle polemiche. Però a me mi interessa questa cosa, a me mi interessa questo Sassuolo, non voglio sentire insomma distrazioni o pensare già alla partita successiva come se questa partita non esistesse, perché questa partita sono tre punti che tu all'andata hai fatto. Ecco, il discorso che dobbiamo fare è sempre questo: dove il Napoli può migliorare. Sono pochissime le partite dove il Napoli può migliorare quanto fatto all'andata. Sono la partita con Lecce, sono la partita con la Fiorentina, la partita con l'Inter. Con il Sassuolo tu hai vinto, sei costretto a vincere per non andare in minus. Ovviamente questo discorso vale anche per le altre che invece si devono affannare, sempre il discorso che inseguire logora chi non ce l'ha, perché è chiaro, si devono affannare per recuperare quei punti persi e fare poi il miracolo, perché devono essere due miracoloni: uno che il Napoli crolla e due che una delle altre, o tutte è impossibile, che facciano il controcrollo, cioè che vadano spedite come è andato spedito il Napoli. È molto difficile, però perché dargli speranze? E quindi pensiamoci al Sassuolo e veniamo a sapere che Berardi, che era uscito infortunato, perché ce l'ho io al fantacalcio e quindi l'ho puntato proprio bene, dopo la vittoria, insomma, Berardi bla bla bla. Condizioni di Berardi: l'aggiornamento: nella scorsa gara contro l'Udinese è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio rimediato al 12°. Il Sassuolo ha rilasciato nel pomeriggio il comunicato. Seduta pomeridiana oggi al Mapei Football Center in vista della partita di venerdì Sassuolo-Napoli, che si giocherà al Mapei Stadium, dove, ricordiamo, non sono assolutamente consentite bandiere, sciarpe del Napoli, perché non esiste proprio. Siamo in democrazia, no, non ti puoi mettere niente del Napoli perché sennò ti arrestano, o meglio, non credo che ti possano arrestare a norma di legge, ma possono non farti entrare. Pensate un po', dove nel 2023 questo è il modo per risolvere? È questo il modo per risolvere razzismo, violenza, che voi non fate entrare? E secondo voi un tifoso del Napoli che può andarci perché non è residente in Campania e può andarci tranquillamente, e ce ne sono tanti di tifosi in giro per l'Italia, secondo voi non si mette la sciarpa e poi che fa? Non esulta? Si deve mantenere? Oppure, come nella curva del Napoli, c'erano due tifosi, si vede benissimo, con la maglietta della Juventus e non succede niente? Noi dobbiamo arrivare a questo, noi dobbiamo arrivare al fatto che si possa guardare la partita con un tuo avversario, ridere, scherzare, sfotterci anche, e poi si va a bere tutti quanti. E invece no, la proposta è quella: non si può fare, non vi permettete. È brutto, è grave, è greve, ed è antiproducente e antieducativo. Male. La sessione di allenamento, eccetera, per Domenico Berardi, gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza
cicatriziale a livello dell'adduttore sinistro, escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate. Insomma, credo di poter ipotizzare che Berardi non sarà della partita. Se lo vorranno rischiare, rischiano brutto, perché già è successo in passato. Io ce l'ho al fantacalcio e quindi lo so che lo fai giocare troppo presto e c'è ricadute, eccetera eccetera. Quindi io ipotizzo che Berardi non sarà della partita, come non sarà della partita Raspadori, che pure sta avendo dei problemi. Quindi anche noi ogni tanto un infortunio ce l'abbiamo. Laurienté, quindi non c'è Berardi ma c'è Laurienté. Si parla anche di ipotesi Napoli. Ovviamente quando un giocatore di talento esce, subito si dice che Giuntoli ci ha messo le mani sopra. Queste sono le problematiche dei biglietti. Già settori sold out, sei in coda. Questi discorsi, ragazzi, sono discorsi delicati che io non conosco, non capisco. Ticket One, non ho approfondito la cosa, perché non essendo io lì a poter partecipare alla compravendita, no, solo alla compra dei biglietti, non ne so niente. Però tutti quanti dicono: ma è mai possibile? Appena si apre già sono tutti esauriti. E ricordo anche le problematiche degli amici disabili che non hanno avuto più a disposizione nemmeno quel loro angolino. Insomma, gli hanno proprio tagliato le cose. Quindi qui si pone sempre il problema di come risolvere questa situazione. Però è evidente che ci sarà probabilmente il sold out, e quindi bene che ci sarà il sold out, male che non tutti possono partecipare. Questa è la differenza dei prezzi, perché ovviamente c'è stata sempre la polemica: sono troppo cari, non sono troppo cari. Siamo lì più o meno, se andiamo a fare dei confronti. Ovviamente ricordiamo che c'è uno sconto del 20% a chi è abbonato, ed è giusto, ed è giustissimo. Resta l'attesa, il confronto con gli altri club italiani. Ecco, il Milan per esempio ieri ha stabilito un record, penso in Italia, di incasso, tipo 9 milioni e qualcosa di euro per la partita contro il Tottenham. Vedete, più di 74.000 supporter, una media di 123 euro a biglietto. Ovviamente dobbiamo ricordare sempre che a San Siro la situazione è diversa, perché c'è il 99 euro del terzo blu, il terzo anello blu, che non si vede quasi niente, però sono 99 euro, fino a 474 di tribuna d'onore rossa. Però c'era anche un pack c'era un pack per il biglietto a 49 euro, per il ritorno a Londra 60 euro al Tottenham. Quindi ci siamo come discorsi un po' più economici i biglietti che porterà l'Inter con il Porto, 39 euro del terzo verde ai 325 della tribuna d'onore. Poi PSG Bayern di Monaco, i tifosi del Bayern si sono permessi di dire che 70 euro sono troppi, non siamo ancora Neymar, 20 euro erano sufficienti. 20 euro, siete pure pazzi a pensare che possa essere 20 euro. Insomma, è un discorso che varia di stadio in stadio, ma che ecco le condizioni di Raspadori. Il comunicato: gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo e la squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto una serie di partitine a campo ridotto e di seguito circuito di forza. Chiusura con lavoro tecnico-tattico, terapie per Raspadori. Quindi credo che Raspadori KO, infortunio, non ci sarà con il Sassuolo. Di conseguenza, ragazzi, questo è quanto. Alvino provoca la Juventus, vedo ottimismo. Lì ancora non è chiaro, perché se ascolti Ziliani è fatta, sono radiati così. Se ascolti Zuliani invece devono dare 30 punti di penalizzazione a noi. È una roba che è quasi tragicomica, ma noi non dobbiamo fare altro che stare alla porta e vedere e continuare a fare il nostro percorso. Ecco perché ci tengo moltissimo ad aumentare addirittura il gap, se fosse possibile, proprio per non dare proprio adito a niente. Ma siete arrivati punto a punto. Se noi avessimo vi abbiamo battuto 5-1 prima della sentenza, quindi abbiamo già stabilito non una superiorità così effimera, sai, la partita un po' sbugiarda, no, vi abbiamo distrutto e poi sono successe quelle cose. State a meno 30, meno 15, più meno 15, non ha importanza. L'importanza è stabilire una superiorità talmente netta che si può dire: pure se ci toglievano 15 punti stavamo comunque primi in classifica. Questa poi è la differenza. E dalla Spagna sono convinti che Ancelotti ha messo il mirino Kvaratskhelia. Però se Ancelotti poi va al Brasile, perché Ancelotti ha messo nel mirino Kvaratskhelia per il Real Madrid? Questo non si sa. Ecco perché diventa tutto inutile. Vedi, ancora nessuna proposta di rinnovo dal Napoli, molti club interessati.
Spalletti non è mai contento. Ammiro Xavi e Iniesta perché come me hanno... Che cosa hanno? Fammi vedere che cosa hanno. Ma vedi che è incredibile che pure Lobotka si è visto la live con Guido dove noi siamo in alto, la doppia live. Una purtroppo il discorso dei Crocodile Dundee che cammina sopra tutti e tutto viene bloccato dalla Warner, dalla Paramount, non mi ricordo chi detiene i diritti, e insomma chi li ha visto live l'ha visto live. Quell'altro invece di Arturo che riceve la domanda del fioraio e dice come si sta ad avere tantissimi soldi, e lui dice si sta divinamente, si sta splendidamente. Guarda Lobotka che dice così in alto si sta una favola, ammette lo slovacco. Ma non è finita, con 16 partite ancora da giocare, non sono poche, sono tantissime, non dobbiamo continuare, noi dobbiamo continuare a scendere in campo senza pensare di essere così in alto, e alla fine spero che lo scudetto lo vinciamo noi. Ho l'impressione che quelli dietro di noi stiano già pensando a come ottenere il piazzamento alla prossima Champions, è giusto che sia così, forse la mia è solo una speranza, ma non ci saranno cali di concentrazione. I paragoni con i direttori d'orchestra catalani sono belli e mi inorgogliscono. Xavi e Iniesta sono due talenti che ho sempre ammirato, anche perché loro come me hanno sempre dato l'impressione di giocare per i compagni, di voler dare un aiuto per far vincere la squadra, perché ogni giocata deve avere come scopo portare al gol. Col mister Spalletti non è mai felice, è vero comunque, e questo secondo me è importante. Possiamo fare qualsiasi tipo di partita, possiamo essere primi in classifica, ma lui viene e ci dice che la prossima gara deve essere migliore di quella appena finita. Mi piace che lui dica sempre che dobbiamo giocare a calcio, che ci tenga sempre concentrati sugli obiettivi, che si faccia vedere insoddisfatto anche quando le cose vanno bene. Non staremmo qui senza di lui, senza i suoi richiami a stare sempre concentrati e non abbassare la guardia. Ogni partita, dice, deve essere migliore di quella di prima. Un allenatore con il quale mi piacerebbe lavorare, faccio un nome facile, Guardiola. Piace a tutti, il suo modo di interpretare il calcio è unico, quello che fa vedere nel City è straordinario e lo è da tempo. Ragazzi, e tra l'altro in chiusura c'è anche un discorso di Barcellona. Gli amici abbonati mi facevano sapere che oltre alle problematiche col City, vedi qua si sta parlando dello stadio, però cerco di andare veloce così per rispettare la privacy anche degli abbonati, che è importante. Guardate qua la situazione è interessante. Barcellona nei guai, pagati 1,4 milioni al vicepresidente arbitrale per consulenze tecniche. Insomma, questa notizia la approfondiremo perché adesso non se ne sa ancora parecchio, però che sta succedendo nel mondo? Il mio ieri era San Valentino e quindi da New York Valerio Fluido è tutto. Vi ringrazio per gli apprezzamenti nel video di ieri, dove vi è piaciuto anche il fatto dell'intro con il basso. Quando sono ispirato si può fare. Voi state tuned, lasciate like finali, vi iscrivete al canale Telegram, fate tutte le cose belline e vi concentrate su Sassuolo, che stiamo già, domani dovrebbe già essere conferenza. Pensano poco. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.